Ricevere un premio per l'impegno nella ricerca e nella divulgazione di quello che sta accadendo rispetto ai disagi giovanili è sicuramente qualcosa che mi riempie di gioia e mi riempie di orgoglio, perché significa che la giuria del premio internazionale Mondello Expo 2025 ha compreso anche quelli che sono gli sforzi necessari oggi per far passare alcuni messaggi che riguardano l'emergenza educativa, che sono importantissimi per la nostra società. Quindi io sono particolarmente grato per una motivazione che mi spinge a lavorare ancora con impegno, con abnegazione, perché c'è bisogno oggi che ognuno di noi faccia la propria parte contro la deresponsabilizzazione. Sentire che ogni giorno ragazzi, minorenni usano coltelli, che ci sono in continuazione risse nelle nostre città, piccole o grandi, che ci sono vittime in continuazione, questo non ci deve far demordere. Quindi credo che questo premio significhi anche una testimonianza che quello che sta accadendo non deve più accadere, che ognuno di noi deve impegnarsi al massimo.